Con questo video Queries desidera presentarti un sistema sperimentale di sondaggio che si chiama Predicchi, che stiamo testando in questo periodo. Il tuo contributo, quale persona di fiducia del nostro istituto, è per noi fondamentale per perseguire l'obiettivo di offrire dei dati il più possibile rappresentativi della realtà. Per prima cosa, dopo aver visto questo video tutorial, registrati al sito di Predicchi, il sistema sperimentale che stiamo testando e attraverso il quale potrai esprimere la tua opinione. Per registrarti, clicca sul link Partecipa al sondaggio, così come sto facendo io sul video che stai guardando. Ti verrà chiesto quindi di registrarti. In questo caso ti comparirà questa schermata e cliccherai Register with Email. Qua ti verrà chiesto di inserire il nome, il cognome, un indirizzo mail valido, in questo caso io metto l'indirizzo di Queries, e una password di almeno 6 caratteri che dovrai poi ripetere nella seconda casella. E poi clicca l'accettazione dei termini d'uso di Predicchi. Poi premi Register, clicca Register. Ti compare quindi questa schermata in cui ti viene detto che è stata spedita un'email al tuo indirizzo email e che serve per confermare la tua iscrizione. Quindi andiamo a vedere, io vado a controllare la mia email, mi è arrivata un'email da parte di Predicchi e non farò altro che cliccare questo link per confermare la mia registrazione. Perfetto, allora adesso ci troviamo all'interno del sistema Predicchi. Infatti, come potete vedere, sono loggata con il nome di Andrea Rossi. Da qui torno poi all'email che mi ha spedito Queries e vado sul link Partecipa al sondaggio. Cliccandolo mi compare questa schermata in cui devo accettare alcuni aspetti del sistema e confermare che l'email di mia appartenenza e il mio nome sono quelli che sono, insomma. E faccio poi Enter Now. Entrerai quindi dentro questa pagina in cui abbiamo le diverse domande riguardo alle primarie del PD del Veneto del 30 novembre 2014 e dovrai quindi selezionare l'ultima domanda, cioè chi vincerà le primarie del PD per la Regione Veneto il 30 novembre 2014. Ti compare quindi questa schermata di Predicchi, ma spieghiamo un po' che cos'è questo Predicchi. Predicchi è un sistema che ti consente di partecipare ad una specie di mercato virtuale, una scommessa o se vogliamo un gioco che mette alla prova la tua capacità di prevedere come si svilupperanno situazioni, fatti o mercati. Nel nostro caso, come potete vedere nella pagina, come puoi vedere nella pagina che ti compare, vogliamo testare la tua capacità di predire chi vincerà le primarie del PD in Veneto. Prima riuscirai a predire ciò che avverrà nella realtà, maggiori saranno le tue possibilità di vittoria. In questo caso ricordiamo che il premio in palio è una cena. Questa pagina ti presenta il mercato virtuale a cui stai partecipando. In ogni mercato virtuale a cui partecipi, ossia ad ogni previsione, ad ogni domanda a cui decidi di partecipare, hai a disposizione un tot di crediti. In questo caso hai a disposizione 10.000 crediti. I crediti ti consentono di fare le tue puntate e deciderai quindi tu come ripartirli a seconda delle tue previsioni. Questo aspetto ti sarà più chiaro fra poco. Analizziamo per un momento quindi la pagina che ti si presenta quando entri dentro il sistema Predicchi.
In alto, in grassetto, troviamo la domanda, la domanda su cui dovrai effettuare le tue previsioni. In questo caso, chi vincerà le primarie del PD per la Regione Veneto il 30 novembre 2014. Nella parte sottostante, denominata Trade Answer, vengono visualizzate le possibilità di risposta sotto la colonna Answers. E, in questo caso sono i tre candidati, modalità di risposta, sono altri quei tre candidati alle elezioni primarie del PD in Veneto. Accanto a questa colonna Answer si trova un'altra colonna Price, che è la colonna che indica le previsioni attuali al momento della tua visita nella pagina. Nel nostro caso, al momento si prevede che Alessandra Moretti raggiungerà una alle elezioni raggiungerà una percentuale di 41,82, che Simonetta Rubinato raggiungerà una percentuale di 29,65 e Antonino Pipitone di 28,53. A fianco alla colonna Price troviamo poi le colonne For a favore e Against contro, e sono le colonne che ti consentono di scommettere i tuoi crediti a favore o a sfavore di ogni condizione. Quindi io posso votare a favore del fatto, per esempio, che Alessandra Monetti vinca le elezioni primarie, immettendo un numero di crediti che voglio scommettere all'interno di questa casellina. E posso inoltre scommettere a sfavore della condizione che Antonino Pipitone vinca le elezioni primarie, immettendo un tot di numeri di crediti che voglio scommettere in questa casellina qui. Facciamo un esempio, in questo caso voglio scommettere dei crediti a favore di Alessandra Moretti e dei crediti a sfavore della possibilità che appunto Antonino Pipitone vinca le elezioni primarie. Quindi come faccio per fare la mia puntata? Immetto un numero di crediti, in questo caso decido di puntare 1000 crediti sulla possibilità di vittoria di Alessandra Moretti, e per approvare la mia puntata non faccio altro che cliccare questo tasto. Questo altro tasto, quello arancione, invece mi consente di eliminare la mia puntata qualora cambiassi idea. Allora io clicco il tasto verde. In questo caso, vabbè, mi dà tutti dei messaggi poi che troverete anche voi, decido poi di puntare poi 200 crediti a sfavore della condizione che Antonino Pipitone vinca le elezioni primarie. Anche in questo caso non faccio altro che spuntare il verde, e appunto il sistema mi dice che la mia puntata è stata recepita dal sistema. Come puoi vedere, ogni volta che effettui una puntata i valori delle previsioni, price, mutano e si modificheranno costantemente a seconda delle tue previsioni e delle previsioni degli altri partecipanti. Nel periodo in cui la scommessa sarà attiva potrai aggiungere, togliere e spostare i crediti come vorrai in virtù delle tue previsioni e dei cambiamenti della situazione. Ogni volta che effettui una puntata, il sistema in automatico ricalcola un equilibrio di mercato, indicandoti quanto, grazie alla tua puntata, un candidato guadagna possibilità di vittoria rispetto ad un altro. Mettiamo ad esempio che uno dei candidati faccia una gaffe, questo può modificare la sua possibilità di vittoria, quindi andrò a scommettere dei crediti contro quel candidato, e questo è solo uno degli esempi che possono essere fatti a riguardo. E ogni volta che effettui una puntata si aggiornano il tuo credito disponibile, che è questo. In questo caso da 10.000 siamo passati a 8.800, cambia poi anche la cifra data investita, che al momento sono 1.200 crediti, e l'attuale valore del tuo investimento, che è questo. Hai anche in questa
questa casella qui, la possibilità di avere un'indicazione del guadagno o perdita che stai realizzando in questo momento. Come avrai capito, funziona come un vero e proprio trading finanziario che mette alla prova le tue capacità di previsione. Il sistema di Predichi ci dà inoltre la possibilità di scrivere dei messaggi in questa bacheca per influenzare anche le opinioni degli altri o esprimere proprio solamente la propria opinione. Ad esempio, io voglio scrivere che la Rubinato ha detto qualcosa. Non farò altro che postare attraverso il tasto send il mio commento e poi gli altri partecipanti potranno esprimere favore o sfavore a ciò che ho scritto. Ad esempio, io posso esprimere un parere a favore di quello che ha scritto Roberto Villa. Un'ultima cosa riguarda appunto questa parte qua, ossia la classifica. Questa è la classifica dei partecipanti alla previsione. Questi sono coloro che al termine del mercato virtuale avranno la possibilità di vincere il premio messo a disposizione. È importante sottolineare il fatto che più transazioni effettui e più partecipi al gioco, maggiore diventa la tua possibilità di vincere e di rendere più accurata la tua previsione. Non farei altro che ritornare sulla pagina di Predichi, rilogarti e quindi poi cambiare le tue scommesse sempre utilizzando queste caselle inserendo i crediti. Per cui inizia da subito con la tua esperienza su Predichi e divertiti.